buongiorno, sono Di Finizio, sto parlando della Gru Ursus. Buongiorno Di Finizio. Buongiorno Bosatti. Senta, io volevo fare soltanto rinnovare un appello al nostro sindaco di Piazza e fare un chiarimento a lui e a tutti i cittadini, che forse non è stato chiaro una cosa, è che io chiedo semplicemente un incontro faccia a faccia con il sindaco di Piazza e sono disposto a scendere in qualsiasi momento dalla Gru Ursus per avere un incontro a Tele4, magari condotto da lei o dal direttore Bacialli, che è una persona molto gentile, e sono disposto a scendere in qualsiasi momento, perché è importante che la gente sappia che cosa è successo veramente. Io sono disponibile in qualsiasi momento a scendere dalla Gru Ursus e confrontarmi faccia a faccia, democraticamente, pacificamente, educatamente, con il sindaco di Piazza. Se lui non ha nulla da temere, non si deve preoccupare di niente, non si capisce perché lui nega questo incontro ai cittadini. È un suo dovere non solo etico e morale, ma anche istituzionale di farlo. Sta dando un esempio, una visione delle istituzioni che è agghiacciante, allarmante. Cioè, un sindaco che non si occupa di un cittadino che chiede un confronto e dei chiarimenti pubblici di quello che lui ha detto e fatto col sottoscritto, perché tutta la città ormai lo sanno tutti, che io e soprattutto le istituzioni di questa città, io informavo la questura tutti i giorni, regolarmente, di tutto quello che io facevo, dicevo con il sindaco e quello che lui diceva a me, ed è stato tutto registrato. Il sindaco non si può nascondere, cioè sta succedendo qualcosa di terrificante in questa città. Allora, Quello volevo fare e fare questo chiarimento. Se il sindaco non ha niente da nascondere, che si confronti faccia a faccia con me davanti ai cittadini, senza ma e senza se. E non ci sono le scuse c'è un procedimento giudiziario in corso, perché quella è una scusa, lo sappiamo tutti, perché una cosa non esclude l'altra. Quello è un percorso che avrà la sua strada, chissà quando finirà e sarà così. Ma questo è un altro argomento. Questo è quello che ha detto, fatto il sindaco di Piazza con il sottoscritto, ed è scandaloso. Allora, io Di Finizio, io la ringrazio per la telefonata. Registriamo questa sua disponibilità ad incontrarsi con il sindaco, a scendere da... Grazie Bosatti, io non ho niente da nascondere, per cui credo che debba essere chiaro questa cosa. Io in qualsiasi momento scendo. Perfetto. Il sindaco deve non solo rendere conto a me, ma ai cittadini di Trieste, a tutti. A questo punto tutti vogliono sapere come mai c'è una persona da 100 giorni quasi su una gru. Perfetto, grazie Di Finizio, registriamo questa nuova disponibilità, grazie, e poi ci faremo anche noi carico con il sindaco eventualmente di organizzare questo incontro, perché poi dopo la città è anche questo, no? Dopo queste cose. È anche questo, sì. Allora, ok. No, la televisione. Ecco, buongiorno, volevo solo dirvi una roba, non faccio testamento come che mi ha detto Bruno l'altra volta, non che parlo né di malattie né di niente, però volevo dirgli al signor Finizio, no? Chi è lui per mettere in subbuglio tutta la città di Trieste? E è uno scandalo per i cittadini, per me no. Per me neanche un poco, che ringrazi Dio che arriva a stare 100 giorni sull'Ursus, che c'è tanta gente che non arriva a stare neanche un giorno fuori all'aperto. Non so perché che sta là, se affari suoi, ma se tutti quanti dovessimo andare sulla gru per dire al sindaco i nostri problemi, allora la gru fosse già cascata in mare, perché siamo tutta Trieste con dei problemi. Lui si è disposto a scendere, ma dove siamo arrivati? Lui si è disposto a scendere, ma lui doveva scendere dall'inizio, non doveva neanche lasciarlo andare su, non disposto a scendere. E che non stia a parlare per me, perché mi non sono per niente tra quei cittadini che si è disposti a farlo parlare col sindaco e a fare un ricatto, perché se quel che sta facendosi pagare da noi tutte le forze che interviene
e che se l'ha de sotto pronte, perciò che lui non si butti già e vuol buttarsi e che si butti. I problemi li abbiamo tutti e non c'è questo il modo di risolverlo. Ok. Non so i suoi problemi, ma non mi neanche interessa, perché che nego tanti miei e che nega tanti tutta la gente che telefona qua, che del signor Finizio siamo un pochettino stufi. Per quel che mi riguarda, lui ha fatto una scelta e si è andato su e sapeva quel che va incontro, che ringrazi Dio che ha la forza di stare su per 50 giorni. Se ha la forza per stare su con questo caldo 50 giorni, ha la forza anche per lavorare. Che se metti a lavorare dove che vuoi, come che fa tutti quanti, tutti i giovani che cercano lavoro, che è come cani bastonai, e che non stia più romper con la sua... lui se rende disponibile, ma ne sta ciolendo per fiocco, cioè voglio dire, ho detto tutto, lavare non corri altro, solo che le quelle piene di sentirlo. Arrivederci e aver ragione di non ascoltarlo. Buongiorno. Adesso non vorrei iniziare tutta una serie di rimpalli, eccetera. Ricordo che l'ospite è il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che ha accettato di venire a chiacchierare con noi, per cui se riuscissimo a incanalare le telefonate in questo campo sarebbe meglio. Però insomma credo che non c'è nessun problema. E la città? Sì, è la città. Registriamo, ripeto, la disponibilità, chiamiamola disponibilità, poi insomma sui termini ci si può sempre mettere d'accordo, di Finizio di parlare con il sindaco, che è una novità rispetto al... E anche della signora, però. E la signora non che è umilmente tanto, dice, non è tanto quando si fa l'appello a insomma. nome di tutti è sempre un po' Sì. curioso. Ecco. Allora, buonasera a tutti, oggi è giovedì 29 agosto e con oggi sono 98 giorni, scusate, mi confondo anch'io ormai, ho perso il conto. 98 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, allora per rispondere a questo video che avete appena visto, vorrei leggervi semplicemente una risposta che ho dato a una persona che su Facebook mi segnalava proprio questo video ed era abbastanza scandalizzata da quello che aveva appena visto e sentito con le sue orecchie. E quindi niente, vi leggo semplicemente quello che lei mi ha scritto e quello che gli rispondo io. No? Non è una risposta tanto lunga, però credo che sia una risposta abbastanza completa, no? Di quello che ho provato io, ma credo, ascoltando quel video, e penso che sia il sentimento che può essere arrivato a tutte quelle persone che come me lo hanno visto. Sicuramente non a tutta quella gente che fa parte di questo sistema, sicuramente no, anzi probabilmente lo avranno approvato, ma credo che a tanta brava gente questa cosa avrà fatto veramente accapponare la pelle. Comunque vi leggo quello che aspettate che mi metto gli occhiali, vi leggo quello che ho scritto. E vi faccio, nel frattempo vi giro e vi faccio vedere così questo ultimo scorcio di tramonto, che credo che sia veramente l'unica cosa bella che si possa assistere da quassù, e quindi è anche un peccato perdersela. Allora, questa persona mi scrive così: Marcello, ma hai sentito quello che dice questa signora? Mi sono veramente meravigliata del giornalista che non l'ha immediatamente azzittita. Ma ti rendi conto che questa stava incitando al suicidio? Ma come lasciano passare questi terribili messaggi addirittura tra i sorrisi, come se fosse una cosa normale? E io le rispondo: di certo a una persona normale fa gelare il sangue ascoltare le parole di questa signora, ma in effetti gela ancora di più il sangue ad ascoltare quello che dice il direttore del Rossetti e quello che non dice il conduttore, soprattutto.
Una donna, un essere umano così squallido, è difficile immaginare che possa esistere veramente in natura. Sembrava che avessero mosso subito un loro trollo, forse un utile idiota a hoc per la situazione. Eh sì, sembrava uno di quei tipici troll o tifosi del sindaco di piazza, che ormai conosciamo. Si esprimono tutti nello stesso modo, come questa signora. Ma una persona così davvero dove l'hanno trovata? Un personaggio così fortemente caratterizzato, così grottesca e malvagia, che sembrava finta, sembrava veramente un'attrice che stava recitando. Purtroppo però, finta o vera, ormai sono questi gli unici argomenti che hanno e i modelli di pensiero che vorrebbero diffondere e far passare tra la gente comune. Sono di una miseria morale, intellettuale e culturale sconcertante. La cosa drammatica è che non è solo Di Piazza il suo avatar versione Decia Ransida de Borgo, che traduco per chi non è di Trieste vuol dire signora anziana di borgata cattiva e inacidita. A essere così trash, ma anche un certo tipo di intellettuali e di giornalisti che sostengono attivamente o passivamente, con il loro silenzio assenso, questa sottocultura primitiva. Usano sempre questi messaggi così miseri, offensivi e violenti, con tanto di incitazione al suicidio. Nel video si sente chiaramente quello che dice la signora. Credo che non solo per me, ma per tutte le persone con un minimo di intelligenza, di coscienza e di onestà intellettuale sia terrificante sentire queste cose. Il linguaggio di Di Piazza riesce a far presa sicuramente su questo tipo di gente, molto primitiva. E questo fa paura, fa molta paura. Perché ci vogliono tutti come questa signora, primitivi, violenti, senza anima né coscienza. Quello che mi spaventa è che se lo hanno votato è evidente che di gente che viaggia su questa frequenza così bassa a testa ce n'è ancora tanta. E mi domando se ci hanno fatto scendere davvero a un livello così basso, tutti quanti. Mi domando se ci stiamo risvegliando o continuiamo a regredire in questo modo. Ma chi sono i veri colpevoli di questa decadenza etica, morale e culturale? La signora Decia Ransida de Borgo o i due intellettuali che sono rimasti in silenzio e l'hanno persino sostenuta? Non è neppure importante perché protesti. La signora lo dice chiaramente. Non lo so e neppure mi interessa. Non devi protestare, non ti devi ribellare, punto e basta. Questo è il messaggio che deve passare. Se la signora non è un'attrice, non è stata imbeccata, è davvero drammatico che ci siano persone, dei semplici cittadini, che la possono pensare veramente così. Vorrebbero che la gente non protestasse neppure più, ti rendi conto? Vorrebbero che tutti quelli che subiscono dei soprusi da parte dello Stato stessero zitti, non alzassero la testa e non si ribellassero, che accettassero a testa bassa la violenza subita e si rassegnassero a questo sistema marcio e malato. Il sistema per far presa e fomentare gli utili idioti o dare forza alla loro già miseri argomenti usano sempre il mantra di quanto può costare la collettività la mia manifestazione. Ci sono centinaia di manifestazioni tutti i giorni, in tutte le città d'Italia. Con questa logica nessuno dovrebbe più protestare. Anche i cortei sono un costo e un disagio per la collettività, a volte anche molto alto. Le manifestazioni in quanto tali però devono creare un disagio, almeno un po', altrimenti che manifestazioni sarebbero? La mia oltretutto, a parte me, non crea disagi di nessun tipo. In qualsiasi modo si voglia protestare ci saranno sempre dei costi, questo lo sappiamo, inevitabili. Allora cosa facciamo? In nome della Spending Review non protestiamo più?
ci stanno già svenando di tasse. Adesso, oltre a rapinarci, piano piano ci vogliono levare anche il diritto di protestare e ribellarci. Ci vogliono silenziare e ci stanno silenziando già in tutti i modi. Questo messaggio è il messaggio che vorrebbero passare e che ci dovrebbe spaventare veramente tutti. Quello che mi spaventa non è tanto l'ignoranza e la miseria intellettuale e morale della signora. Di persone così purtroppo ce ne sono, forse non tante, ma ce ne sono. Pazienza, ma il conduttore e l'ospite, il direttore de Rossette, persone cosiddette evolute e acculturate, sono anche peggio di questa signora. Questi mi preoccupano molto di più per i ruoli che occupano e gli esempi che dovrebbero dare. È terrificante che sia il conduttore Umberto Bosazzi, che l'ospite, il direttore del Teatro Stabile Rossetti, Franco Perro, sembravano quasi compiaciuti a sostenere gli argomenti della gentile, umana e garbata signora. Il conduttore è rimasto in silenzio quando la donna parlava di disagio per la città. Ma quale disagio? Per chi? L'unico a essere stato messo nelle condizioni di disagio è il sottoscritto. Il conduttore è rimasto in silenzio quando la signora parlava di ricatto da parte mia, poiché volevo un confronto faccia a faccia con il sindaco. Il conduttore non ha avuto il coraggio di fermarla e spiegarle che il sindaco non è il podestà della città, è il sindaco e in quanto tale ha il dovere istituzionale, prima ancora che etico e morale, di ascoltare i cittadini, tutti i cittadini, gruppi o singoli che siano, e a questi rendere conto pubblicamente delle sue azioni, soprattutto se il problema lo ha creato lui. Ma quello che è peggio è che il conduttore è rimasto in silenzio quando la donna ha incitato al suicidio. Questo è davvero agghiacciante. Eh sì, fa caponare la pelle. Che tristezza, che delusione. Pensavo che il dottor Bosazzi fosse uno dei pochi giornalisti di questa città ad aver mantenuto ancora saldi quei 4 paletti di etica, di onestà intellettuale e di deontologia. E il direttore del teatro è stato anche peggio, il peggio del peggio. Avrebbe voluto addirittura che dare più voce alla signora, magari gli spiegava nei dettagli come avrei dovuto togliermi la vita. Eh sì, è allucinante fin dove è disposta a spingersi questa brava gente, questi radical chic. Eh sì, è terrificante. E questa la cultura, il messaggio che vogliono far passare, vogliono divulgare. Perché protesti? Perché ti ribelli? È meglio che ti suicidi e non rompi le scatole. Eh sì, si capisce sempre di più perché i politici dello spessore di Ripiazza fanno quello che vogliono in questa città e in questo paese. Neri, rossi, gialli, verdi o rosa fucsia che siano, alla fine proteggono tutti questo pensiero unico neoliberista. La gente per bene o sta in silenzio e gira la testa dall'altra parte, o si espongono come questo direttore del Rossetti. Già, è terrificante, però questo direttore De Rossetti su una cosa ha ragione. Non a tutti interessa conoscere e far conoscere la verità su quello che ha fatto il sindaco di Piazza e dei motivi che mi hanno portato a un gesto così estremo. Di sicuro non interessa a lui, non interessa alla gentile signora, la vecchia Ranzida de Borgo, al nostro sindaco e a tutti quelli che sostengono questo marcio sistema. Questo si era capito. Quello che fa gelare il sangue è vedere con quale pacatezza e distacco questo direttore del teatro di Trieste sostiene la violenza e l'ignoranza di questa signora. È terrificante come questa gente cerca di far passare dei messaggi così vigliacchi e violenti. Ma può essere considerato normale tutto questo? Ci vorrebbero tutti come questa signora,
cattivi, ignoranti, senza scrupoli, senza giustizia, senza umanità e senza un'anima, utili idioti, utili a fomentare la guerra dei poveri. Mi domando che differenza c'è tra la propaganda nazifascista strisciante e violenta degli anni 30 e 40 e questa di oggi a sostegno del neoliberismo. Cambiano i nomi, i distintivi, i colori, le bandierine, ma i tiranni si ripresentano sempre e la sostanza rimane quella. Potere e ricchezza sconfinata nelle mani di pochi a discapito dei molti. Di certo bisogna davvero essersi venduti l'anima per sostenere tutto questo schifo. Ma la cosa ancora più sconcertante è che tutti quelli che hanno cercato molto educatamente di chiedere informazioni su di me dalla stessa emittente Tele4 sono stati silenziati con una maleducazione sconcertante da uno dei conduttori di questa emittente, Luca Paladini, tacciati dal medesimo di essere persino dei rompiscatole, ma ci rendiamo conto, e silenziati chiudendo brutalmente il telefono. Già, guai a te se osi alzare la testa, se subisci un sopruso da parte dello Stato. Devi stare zitto e subire in silenzio, altrimenti vieni silenziato, deriso, insultato e persino calunniato. In una società così decadente non c'è più nulla da stupirsi, siamo tutti carne da macello. Quello che accade sull'Ursus, in fondo è lo specchio di ciò che accade in basso, di ciò che stanno facendo a tutti. Io provo solo a farlo vedere da un'altra prospettiva. In un sistema così so bene che prima che la gente si svegli e si ribelli, io sarò già morto. Nella città della risiera di San Saba stanno sperimentando un nuovo modo per uccidere la gente. E questo è il modo con cui adesso uccidono e uccideranno la gente, i dissidenti. Già, se non state attenti, i media non solo vi faranno odiare le persone oppresse e amare le persone che opprimono, come diceva Malcolm X, ma gli omicidi di Stato diventeranno normali e li faranno passare per delle scelte personali del sindaco, anzi personali e democratiche del sindaco cittadino. Io in effetti ho scelto, è vero, ho scelto di non stare zitto e ribellarmi a tutto questo schifo, anche a costo di farmi ammazzare. Buona serata a tutti.